governatore Zaia da Treviso annuncia un nuovo progetto del PNRR che verrà illustrato a giorni. Il PD resta critico sul tema medici, i dati confermano la nostra preoccupazione. Assunto dall'USL 2 dove si occuperà di gestire le future pandemie, torna operativo Francesco Zambon, l'ex dirigente dell'OMS di Venezia che aveva denunciato in un dossier l'assenza di un sistema pandemico aggiornato in Italia. Già a Rovigo i vicini di casa sentono il rumore di uno sparo e chiamano la polizia in casa, trovata morta una cinquantenne, per ora l'ipotesi è quella di un gesto estremo ma non si escludono altre piste. È morto nella notte Dario Sonda, il bassanese ex campione di ciclismo travolto da un'auto sabato scorso a Romano del Zelino, l'annuncio dell'Unione Ciclisti Trevigiani. Un piano da 7 milioni contro gli infortuni sul lavoro. Sindacati e categorie siglano il nuovo piano con la Regione. Intanto a Santa Lucia di Piave, operaio 53enne rimane con la mano incastrata nella pressa. Terreni, immobili e mezzi erano tutti intestati ai parenti. Confisca da 120.000 euro e sorveglianza speciale con obbligo di dimora per un residente di Valbrenta. Una lite tra fidanzati a Vicenza degenera quando arriva la polizia. Entrambi si scagliano contro gli agenti. La ragazza di 23 anni morde la gamba a uno di loro. Edizione regionale dei telegiornali di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Apriamo con quella che è la discussione all'interno della stessa, anche della stessa maggioranza di governo in merito alla fornitura, alle forniture di armi all'Ucraina, ed è su questo che verte il sondaggio che vi presentiamo questa sera. Il quesito al quale vi chiediamo di rispondere è quello che vedete in sovrimpressione: guerra in Ucraina, giusto inviare le armi? Se la vostra risposta è sì, il numero da comporre è lo 0422 1626 691. Se la risposta è no, il numero è lo 0422 1626 690. L'esito questa sera nel corso di Ring. Per rispondere è sufficiente che voi facciate uno squillo, anche se sentite occupato non preoccupatevi perché la vostra risposta verrà correttamente registrata. E allora parliamo adesso di sanità con una grande iniziativa annunciata questa mattina a Treviso dal presidente della regione Luca Zaia. Sarà il nostro progetto bandiera, dice il governatore, rispondendo anche alle polemiche di questi giorni sulla carenza di medici. Zaia che ha fatto poi riferimento alla fine delle restrizioni sulle mascherine, dice stop a nuovi conflitti sociali. È un progetto che parlerà di sanità ma non solo, sarà una visione innovativa del futuro e sarà, diciamo, la ciliegina sulla torta, io spero, per iniziare un nuovo corso per pensare al futuro. Dopodiché presenteremo il progetto con i sacri crismi e si capirà di cosa si tratta. Ovviamente questo è il PNRR del Veneto definito proprio su misura, un abito su misura per i veneti. Parlerà di sanità ma non solo, il cuore del PNRR Veneto. Lo stesso presidente della regione Luca Zaia a Treviso, per la presentazione di un nuovo centro per il trapianto del midollo osseo, lo ha definito un progetto bandiera. Fa parte del progetto, diciamo, qualificante di ogni regione, e ogni regione presenta il suo. C'è chi ha presentato il centro di calcolo, scusami, altri hanno presentato altre iniziative. Noi abbiamo qualcosa che consideriamo veramente strategico, innovativo e forse anche spiazzante per chi non si aspetta una roba così. Non si sbottona di più? Assolutamente no, perché merita una presentazione fatta bene. L'annuncio arriva dopo giorni infuocati sul tema della sanità pubblica territoriale, carenza di medici innanzitutto, dovuta anche a stipendi troppo bassi. Su questo Zaia vuole fare chiarezza con la premessa che il contratto è nazionale e che va rivisto al rialzo. La verità è che se tu confronti i 2.000 euro in più della Calabria rispetto ai 2.000 euro in meno del Veneto, dovresti anche dire che in Calabria, piuttosto che in altre regioni, si pagano le addizionali IRPEF, per cui in quello stipendio del medico se sono almeno 1.000-1.500 euro di addizionale IRPEF da togliere, che in Veneto non si tolgono. Questione sanitaria che resta in tutta la sua complessità, anche perché la pandemia non è finita. Finite semmai, seppure in parte, sono le restrizioni, Green Pass e mascherine, e qui Zaia mantiene la linea degli ultimi 2 anni. Non è vietato fare il bagno in mare, ma a gennaio non ci vai perché ti prendi una polmonite. Anche qui non è obbligatorio portare la mascherina in moltissime occasioni, ma se vedi che c'è un assembramento e che pensi che ci possa essere un minimo di rischio, ti metti la mascherina. Appello al buonsenso quindi, con tanto di avvertenza. Rispettiamo la posizione di ognuno, ma che adesso non parti la battaglia di quelli che non portano la mascherina contro quelli che la portano, o di quelli che la portano che non la portano, perché non abbiamo bisogno ancora dei conflitti sociali. Questo ve lo voglio sottolineare, perché comincio a vedere anche in rete che c'è la caccia a chi porta la mascherina o la caccia a chi non la porta, e non lo trovo corretto.
Cioè, la nostra libertà finisce dove inizia quella del nostro vicino, punto, e viceversa. E il tema della carenza di medici negli ospedali veneti è entrata anche nella visita a Padova per sostenere la campagna elettorale del sindaco uscente Sergio Giordani e del segretario regionale del PD, del segretario nazionale del PD Letta, insieme a quello regionale Andrea Martella. Flor ha dovuto confermare quanto avevamo detto nei giorni precedenti, cioè che in Veneto ci sono dei numeri molto complicati per quanto riguarda i medici di base, per quanto riguarda i medici negli ospedali. Non ha fatto che confermare i timori espressi dal Partito Democratico, secondo il segretario regionale Andrea Martella, il numero 1 della sanità veneta Luciano Flor, tracciando quello che è l'attuale quadro della medicina negli ospedali e sul territorio, gravata da una cronica carenza di personale. Nonostante Zaia avesse detto cose diverse nei giorni precedenti, il direttore generale ha dovuto dare ragione a quanto avevamo detto noi, peraltro quanto avevano detto anche le organizzazioni sindacali, anche quelle dei medici. Tutte proposte che noi abbiamo presentato nei giorni scorsi pensando che il sistema sociosanitario del Veneto deve essere riformato. Martella, che da neosegretario regionale del PD ha accolto in Veneto il leader nazionale Enrico Letta, con il quale lo sguardo si amplia all'Italia. Gli aumenti generalizzati dei prezzi, il costo energetico, l'insicurezza legata alla guerra in Ucraina impongono a livello economico risposte rapide prima, dice Letta, che l'incendio divampi come fu per la crisi del 2008. Ci aspettiamo dal Consiglio dei Ministri di oggi misure che siano misure all'altezza della sfida. All'altezza della sfida vuol dire che il nostro Paese rischia una recessione. Si vada a tassare pesantemente gli extra profitti delle grandi aziende petrolifere ed energetiche, dice il segretario Dem, per aiutare famiglie e imprese. La nostra proposta è quella di un assegno energia che sia in grado di compensare sia le imprese sia le famiglie. Accanto a questo noi insistiamo molto perché nell'intervento che il governo fa oggi o nei prossimi giorni ci sia un intervento a sostegno dei salari. O si alzano i salari o si abbassa il costo della vita o, come noi proponiamo, si fanno tutte e due le cose. L'anno scorso le sue dimissioni divennero un caso nazionale. Parliamo dell'ex funzionario dell'OMS Francesco Zambon, assunto ora dall'ULSS 2 Marca Trevigiana a seguito di un concorso. Si occuperà di gestione delle pandemie. Il diretto interessato non commenta, mentre direzione generale e regione si dicono orgogliosi. Preferisce non commentare il nuovo incarico di cui ormai parla tutta Italia il diretto interessato Francesco Zambon, medico e ricercatore trevigiano, originario di Vittorio Veneto, l'ex funzionario che circa un anno fa si dimise dalla sede veneziana dell'Organizzazione Mondiale della Sanità denunciando poca trasparenza nella gestione della prima fase pandemica a livello nazionale, dimissioni che crearono un vero e proprio tsunami. Prima aspetto di prendere servizio per correttezza nei confronti dell'ULSS 2, dice cortesemente proprio quella ULSS 2 che lo ha selezionato fra diversi candidati e che ora si dice orgogliosa del nuovo ingresso. Il dottor Zambon ha fatto un concorso pubblico, un concorso a tempo determinato, fatto qui a Treviso, c'erano anche altri concorrenti, lui chiaramente ha un curriculum di tutto rispetto e conta molto il curriculum e poi ha fatto una prova brillante. È contento di averlo in squadra? Sono felicissimo, sono anche felice che lui abbia scelto Treviso. Zambon presto entrerà in servizio andando ad affiancare il direttore sanitario Stefano Formentini nella gestione degli interventi di epidemiologia. Come sapete la Regione Veneto ha prodotto il nuovo piano epidemico 2021-2023. Il dottor Zambon sarà insieme al dottor Formentini il regista di questo nuovo piano pandemico che sarà predisposto e credo sarà ottimale vista la professionalità del dottor Zambon. Qualcuno già l'ha definita una rivincita, quella del medico e ricercatore trevigiano, tra i funzionari che scrissero un dossier molto critico sulla gestione della prima ondata Covid da parte dell'esecutivo, rapporto che l'OMS stessa censurò. In quel documento
Il Veneto veniva invece portato esempio per la sua capacità di fare sistema, una vicenda umana e professionale che portò un'ondata di solidarietà. Nel giugno 2021 addirittura un sit-in in campo San Geremia a Venezia. Lui stesso, intervistato da Ferdinando Avarino, sapeva benissimo che il suo nome in vista di nuovi incarichi avrebbe potuto dare fastidio. Diciamo che il mio nome può fare una certa paura perché viene associato a trasparenza e la trasparenza non è una cosa sempre gradita. Ma di un acquisto importante parla invece il governatore del Veneto Luca Zaia, e questo sia per la sanità veneta che trevigiana in particolare, quest'ultima in attesa del nuovo ospedale. Dal punto di vista strutturale viene confermato settembre, dal punto di vista delle tecnologie, soprattutto le tecnologie riguardanti ovviamente le grandi macchine, TAC, risonanze, CyberKnife eccetera, avremo un tempo un po' più lungo, andremo verso fine anno per il problema appunto legato al recupero delle materie prime. Siamo alla cronaca, sarà l'autopsia a far luce sulla morte del piccolo Francesco Pascetta, il bimbo di 6 anni positivo al Covid e deceduto a causa di una crisi respiratoria. È stata disposta l'autopsia sul corpo di Francesco Pascetta, il bambino di Codevigo di 6 anni, morto all'alba di sabato mattina per una crisi respiratoria. Il piccolo era risultato positivo al Covid lo scorso 27 aprile ed era stato visitato anche al pronto soccorso di Chioggia, dove era stato portato perché non stava bene e aveva la febbre alta, ma era stato dimesso poco dopo. I genitori avevano poi nuovamente chiamato l'ambulanza che aveva visitato a casa Francesco. La situazione è peggiorata all'alba di sabato mattina. L'ambulanza di Piove di Sacco questa volta ha portato il bambino in pediatria a Padova, ma la crisi respiratoria era così forte che Francesco è arrivato morto in ospedale. I genitori, stravolti dal dolore, e la sorellina di 9 mesi sono tutti positivi e sono in isolamento a casa. Proprio i genitori e i loro familiari hanno espresso il rammarico per non aver vaccinato Francesco. Il bambino non aveva patologie respiratorie, negli ultimi 2 anni era stato in cura per alcuni accertamenti ma non riguardavano l'apparato respiratorio. La notizia della morte di Francesco Pascetta, che avrebbe compiuto 7 anni, ha sconvolto le comunità di Chioggia e Pelestrina, dove vivono i nonni e dove sono cresciuti i genitori, e anche il comune di Codevigo. Il consiglio comunale ha osservato un minuto di silenzio in memoria del piccolo. Nel frattempo l'ospedale di Chioggia ha fatto sapere che sono in corso accertamenti sugli accessi in pronto soccorso del bambino. Tragica scoperta nella tarda mattinata di oggi nel quartiere di San Pio X a Rovigo. Una donna di 50 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione dopo che i vicini, udito uno sparo, avevano chiamato le forze dell'ordine, sul posto la polizia. Al momento l'ipotesi più probabile è quella di un gesto volontario che la donna avrebbe compiuto utilizzando la pistola regolarmente detenuta dal marito, ma tutte le piste restano ancora aperte. Dario Sonda non ce l'ha fatta, l'ex campione di ciclismo di Bassano del Grappa è morto in ospedale 3 giorni dopo il grave incidente nel quale era rimasto coinvolto. Non ce l'ha fatta ed è morto all'ospedale di Vicenza, dove era ricoverato in gravi condizioni l'ex campione di ciclismo Dario Sonda, 31 anni, coinvolto venerdì scorso in un grave incidente stradale a Romano de Zelino. Il giovane di Bassano del Grappa, in sella al suo scooter, si stava recando al lavoro in un'azienda di Romano quando, a pochi metri dalla sua abitazione, si è scontrato con una BMW che proveniva dalla direzione opposta. Sbalzato a terra a distanza dalla moto e privo di sensi, è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale a Vicenza, dove però le sue condizioni erano apparse subito gravissime. A diffondere la notizia è stata l'Unione Ciclisti Trevigiani, per cui Sonda aveva gareggiato come Under 23. Era stato fra l'altro campione del mondo juniores dello scratch, una specialità del ciclismo su pista, nel 2009, dopo una promettente carriera nel settore giovanile. Recentemente si era appassionato di auto e aveva anche partecipato al Rally Città di Bassano del 2020. Dario lascia 2 bimbi piccoli. Siglato oggi da più di 20 organizzazioni sindacali il piano regionale per la sicurezza sul lavoro. I settori più colpiti, quello dell'edilizia, dell'agricoltura e metalmeccanica. 12 morti sul lavoro in Veneto da inizio anno ad oggi. Venezia e Verona, le province più colpite, con il 50% degli infortuni mortali dovuti ad incidenti stradali che si verificano in itinere, ovvero nel viaggio andata e ritorno nel posto di lavoro, e che investe per lo più le donne. Tenga conto che appunto il fatto che per la maggior parte sono donne quelle che hanno gli infortuni in itineri, avendo un tasso di occupazione che è del 20% inferiore a quello degli uomini, rappresenta un punto su cui impegnarsi.
Con il settore dell'edilizia e costruzioni diverse, le aree lavorative collocate tra le più pericolose. Abbiamo il metalmeccanico che ha avuto diversi morti, l'agricoltura e poi altri settori. Purtroppo è un ripetersi di settori particolarmente pericolosi. Contro i morti sul lavoro bisogna investire sulla formazione, già a partire dalle scuole, puntualizza il presidente degli industriali veneti Enrico Carraro. In tal senso il sindacato propone per le imprese una patente della sicurezza a punti. Si tratta di un meccanismo che il sindacato chiede da tempo, che vada a valutare gli incidenti che avvengono nelle imprese e che penalizzi quelle in cui avvengono il maggior numero di incidenti o incidenti più gravi. E quanto emerso oggi al Palazzo Grandi Stazione a Venezia nel corso della firma del nuovo piano strategico regionale 2021-2023 per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, per il quale la nostra regione ha stanziato 7,5 milioni derivanti dalle sanzioni comminate alle imprese. Noi come ANCE vorremmo essere esempio di un'impresa che fosse impresa qualificata, perché riteniamo che il costruire non sia solo una questione di PIL, di economia, che non è certo né un limite né un difetto, perché facciamo 1/3 del PIL nazionale, ma riteniamo che costruire passi anche attraverso il benessere, che deve essere primario anche all'interno delle nostre aziende. Terreni, immobili e mezzi intestati ai parenti, confisca da 120.000 euro e sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per un residente di Valbrenta. 120.000 euro di beni confiscati, un appartamento, 2 terreni, un camper e un'automobile, ma anche un provvedimento di sorveglianza speciale. Questo è il risultato dell'ordine esecutivo avviato dalla Guardia di Finanza di Bassano e dai Carabinieri per un ex nomade pregiudicato residente nel comune di Valbrenta. Il provvedimento arriva dalla convalida di un sequestro preventivo con procedura d'urgenza disposto il 20 ottobre scorso dalla Procura di Venezia dopo numerose segnalazioni di reati predatori. Gli accertamenti patrimoniali disposti dalle forze dell'ordine hanno così aperto il vaso di Pandora, stridente infatti la sproporzione tra gli esigui redditi dichiarati e l'acquisizione di edifici, terreni e automezzi. Oltre alla confisca dei beni, all'uomo è stato notificato un provvedimento di sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiorno nel comune di Valbrenta. Una lite tra fidanzati degenera quando arriva la polizia, ferito un agente. Viale della Pace, ma di pace ce n'è poca in un'abitazione. Urla e strepiti, è in corso un violento litigio tra 2 fidanzati. Qualcuno chiama il 113, la polizia arriva sul posto con una pattuglia delle volanti. Gli agenti entrano nella palazzina, notano 2 giovani, stanno discutendo vivacemente, ma quando si accorgono di non essere più soli, scaricano la loro aggressività sui 2 poliziotti, minacciandoli e insultandoli, ma non solo. La donna arriva a mordere una gamba a un agente che finisce al pronto soccorso. Nonostante la situazione sia grave, i poliziotti bloccano i 2 aggressori e li portano in questura per accertamenti. Qui i 2 fidanzati, lui 33 anni e lei 23, vengono dichiarati in arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e per lesioni aggravate. In attesa dell'udienza di convalida, l'uomo e la donna sono stati portati nelle case circondariali, uno di Vicenza, l'altra di Montorio Veronese. C'è un aggiornamento per quanto riguarda il bimbo di 6 anni morto per crisi respiratoria, era positivo al Covid, era stato visitato a Chioggia il 27 e 28 aprile. Lo riferisce l'ospedale di Chioggia sottolineando che sta svolgendo ogni opportuna verifica sui recenti accessi del bambino presso la struttura ospedaliera dove è giunto accompagnato dai familiari nei giorni appunto 27 e 28 aprile. A questi 2 accessi peraltro si ferma la competenza dell'ULSS 3 Serenissima poiché i successivi accertamenti interventi eseguiti a domicilio nei confronti del bambino, si precisa nella nota, sono stati svolti dal SUEM 118 competente sul territorio. E, insomma, ancora in corso tutti gli accertamenti sulla morte del piccolo bambino. Cambiamo completamente argomento, contro la rovescia ci si avvicina sempre più alla Dunata Nazionale degli Alpini in programma tra Rimini e San Marino.
Si avvicinano le celebrazioni degli alpini con la Dunata Nazionale di Rimini e poi con il raduno del terzo raggruppamento ad Asiago. E così la prima tappa, la prima cerimonia pubblica del programma di celebrazioni è andata in scena nella chiesa di San Pietro a Pedescala Pedemonte, dove sono stati installati e restituiti alla comunità 2 altari risalenti alla Prima Guerra Mondiale e restaurati dai 4 gruppi di pianura degli alpini. Una tappa insomma simbolica e significativa che riporta ai valori della comunità. Sono stati recuperati, come dicevo, dagli alpini a Vallata, li hanno recuperati, sistemati, sono ancora quelli della guerra del 15 e 18, sono stati sistemati, rimessi in chiesa ancora e adesso facciamo la inaugurazione così aspettando il nostro raduno triveneto. Altari che tornano in chiesa, che rappresentano la storia, che sono un punto di riferimento e un simbolo custodito e valorizzato dagli alpini, che l'hanno tramandato e poi hanno speso energie e denaro per fare sì che su quegli altari si ricominciasse a celebrare messa e a riunire, sotto un unico ideale, i cittadini del territorio per non dimenticare. Si torna a celebrare le sante messe su questi altari così importanti durante la Grande Guerra. E ora i prossimi passi saranno il 5 giugno con l'inaugurazione del gruppo di Rozzo e l'8 luglio con il via ai 3 giorni di raduno del terzo raggruppamento ad Asiago. Siamo in chiusura, vi ricordo però l'appuntamento questa sera a partire dalle 21:15, prima serata in diretta su Antenna 3, nuova puntata di Ring, ospiti del nostro vice direttore Ferdinando Avarino, l'onorevole Enrico Letta, segretario nazionale del Partito Democratico, e poi Luciano Sandonà della Lega, Luigi Lazzaro, presidente Lega Ambiente Veneto, Raffaele Speranzoni di Fratelli d'Italia e Ivo Rossi che parlerà di Veneto e di autonomia. Appuntamento dunque alle 21:15 su Antenna 3 con Ring. Ed è davvero tutto per questa edizione, vi lascio le previsioni meteo, grazie per essere stati con noi e buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Circolazione senza una netta componente ciclonica o anticiclonica, dunque ci attendono delle giornate all'insegna di una variabilità tipicamente primaverile. Vediamo il dettaglio di martedì 3 maggio. Sul Veneto prevalenza di sole con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Dal pomeriggio nubi in aumento fino a cielo anche coperto, a tratti più probabilmente sulle zone pedemontane e montane, qui con locali acquazzoni possibili fin verso le zone limitrofe. Venti moderati con direzione variabile. Temperature stazionarie. Le minime saranno comprese tra i 9 e i 13 gradi, le massime oscilleranno invece tra i 21 e i 24 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, ampio soleggiamento, non si escludono annuvolamenti pomeridiani sui rilievi, anche qui con occasionali rovesci. Temperature minime sui 10-14 gradi, massime sui 23-24 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Il tempo rimarrà variabile con alcuni tratti soleggiati come vediamo, ma nelle ore più calde la probabilità di rovesci sarà in aumento. Temperature minime intorno ai 10 gradi, massime sui 22 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.